a titta bautu questa terapia che oramai è assolutamente intollerabile. E sono ultimi schimbando abbiamo usato 3.200 aziende stancate. Cioè, quindi una pratica manna praticamente è stancata e che quindi ha creato disoccupazione. E che visto a posto del lavoro sono stato sperdito, un'azienda manna vero. E poi si collega carchi cifra per vorrenne sconto. Una burocrazia che non ti lascia respirare, che tu vinti adempimento da sangue a un'azienda. Una cosa incredibile, sul tempo che vi deve dedicare solo per questa burocrazia che deve adempiere. Un'amministrazione pubblica elefantiaca, che non esiste in due. Chi non scosta 2,7 miliardi, quasi quanto non scosta la sanità, che costa all'incirca 3 miliardi e 500 milioni di euro. 146.000 occupato, praticamente uno ogni battero abitante contro a uno ogni sese in Stato italiano. In che viene uno non si battono impiegato in tutta questa burocrazia, pensate un po' a questa burocrazia per esempio che riguarda il pastorio. Vedete, battere chi in agenzia da chi si interseca la zona chinatera, chi in competenza che si sovrappone e chi rende questa macchina assolutamente impossibile. Un indice di andiamo a vedere questo indice di isolamento che non dà idea proprio dei tesori in occhio che riguarda il trasporto. Ha detto che non ci vota l'autista. Ha ragione. Ma poi piccato la briga di andare a vedere questo indice di isolamento. E la lista di scanteste in Sardegna 32. E siamo sicuri in zona nostra solo a Menorca che è 35 e a Corsica 23. Praticamente abbiamo un indice di isolamento che è un quinto dell'isola di Pasqua. Pensate di un perché è l'isola di Pasqua che ha come indice 149, la Sardegna ha un indice di isolamento che è 32. Insomma, una situazione in un sul disastro è evidente, ma chi è che può bloccare questa terra da questo disastro? Se no uno sistema politico che nasce dai noi matessi, dai voi matessi, che bisogna di investire, di avere fiducia, di contare, fino a sopra che siamo scappati di hackere. Invece si che a colare la pratica, la teoria di pensare chi carcati lo può fare che è mezzo di noi. Pensate come per esempio a sos pastores che sono tornati dalle schede a sos comuni. Cioè, in dito si configura una protesta del suo genere. Cioè, è una punizione assumere che hanno fatto su chi devia fare. Cioè, non è che si pone sul problema di dare no, a tutto che gli stilo il governo di questa terra me anche gli stilo e hanno a votare atero che tanto è questo che si scheda si impulso in mano non gli importa esattamente nulla si innaffutti nientamente invece di cominciare a si preoccupare di questo progetto di autodeterminazione di cominciare a piccare il volo tanto si devono cominciare a preoccupare e tanto la vera ribellia non è di stare in ie cercando di cercare di spettello a assumere cioè la vera ribellia è su proporre atero e siccome oggi atero peste sul batto de marto fatta una massa di altre liste che sono tutte parte, sono tutte sistemiche che ne parte di questo sistema, del suo disastro e del suo disaccato. Binnato una sola di lista e dunque gli elettori sardi che si presentano a questa giornata itano a separare, itano a votare la dignità o la gerarchia e stinocche che si pone sul problema. Ecco che quando noi diamo dei risultati che possono essere eseguiti da questa lista non è assolutamente improbabile che ma sul limite è questo famoso 20%, ma non vi dettate in Sardegna un 20% di sardos che in urnas invece di votare gerarchia votano a dignità. Questa settimana noi speriamo stiembo e noi non abbiamo fatto altro che gli dare occasione. Noi abbiamo presentato questa aggregazione
de diversa sintesi politica di questa terra proprio per dare occasione a Sossardo di che sia da questa terapia succube. Che se non lo abbiamo noi, badate bene, non lo ha nessuno. Questa è come noi sa responsabilità te l'abbiamo espressa a che in questa lista, passiamo la parola e la decisione a Sossardo. E badate bene, noi abbiamo pure già pretesa che la proposta nostra, cioè chi nasce dall'ambito indipendentista o comunque giardista di riferimento a questa terra nostra, abbiamo la pretesa di narrare che l'idea nostra non è solo un'idea di liberazione, di libertà del suo popolo nostro, ma è un attimo modello politico, sociale, economico e morale. Abbiamo questa pretesa, cioè noi stiamo proponendo al suo popolo nostro un modello di vivere, di interrelazione che sono usate le popolazioni che bisogna in Europa e in mondo diverso. Noi non chiediamo il fraicare in Sardegna un'altra italiana, una fotocopia di italiana in minorità, assolutamente. Noi chiediamo il fare atero, abbiamo proprio la consapevolezza che su chi siamo il fraicare noi resta un'altra cosa. Cioè un'altra cosa che riteniamo più moderne che hanno pure da innanzi che presuppone altro tipo di rapporto entro l'Europa e entro il mondo. Dunque io termino qui e lascio la parola a Sossardo. Chiaramente ho preparato un intervento un pacchetto più lungo per in caso non arriva l'altro candidato, ma ricominciamo che questo che ho cominciato io viene completato dai Sossardo, quindi io la termino in occhio, quindi un appello semplice. Guardate bene, se stotto noi, cioè noi e voi siamo stotto una cosa, cioè su chi è il dovere per noi e il dovere per voi. Tutto canto dobbiamo anche in modo che questo progetto funzioni, che questo progetto che questa terra ha da innanzi, che a noi abbiamo la responsabilità generazionale, se no colamo la storia come la generazione più succube e che si è lasciata più ammasettare dal suo partito e dalla politica di altri.